Quello che ha detto è quello che ha fatto. Alla fin fine hanno fatto una trattativa con la destra in Europa, con quei sostenitori dell'austerità, per negoziare chi sono i commissari europei e chi è il Presidente della Commissione europea. Il Presidente della Commissione europea è uno che è responsabile delle trattative illegali con multinazionali per non pagare le tasse. E Renzi è politicamente responsabile della presenza di Jean-Claude Juncker e dei commissari europei. Quindi il discorso è bellissimo, ma al confronto dei fatti secondo me ha tantissime cose da spiegare. La politica non può essere soltanto marketing e parole belle. Renzi è stato capace di far credere: io sono la novità, io sono nuovo, c'è la politica vecchia e io sono nuovo. Ma le informazioni che ne ho, per esempio questa riforma dell'articolo 18 che contribuisce a distruggere i diritti dei lavoratori, secondo me è molto vecchia, una cosa molto vecchia. Anche questa trattativa con Berlusconi per chiudere il sistema politico italiano a due partiti. Quindi penso che gli italiani hanno ragioni per essere abbastanza frustrati con Renzi dopo delle promesse che lui non è stato capace di concretizzare. Appunto, al contrario, alla fin fine sembra un politico vecchio, che purtroppo è una caratteristica della politica italiana, che è la vecchiezza dei suoi politici, anche se hanno una faccia più giovane.